Allora siamo con Pablo Gomez. Pablo, io prima non ho avuto difficoltà a definirti il migliore in campo del centro, sicuramente una grande partita, un centro che ha fatto molta fatica a trovare soluzioni davanti e poi diciamo probabilmente qual è stata secondo te la chiave? Secondo me un po' il ritmo poi alla fine. Bah, prima buonasera a tutti. Grazie per lo primo che hai detto, credo che abbiamo andato in difficoltà, complimenti a loro, sono una grandissima squadra. Sappiamo che qua è una pista difficile, è una squadra giovane, camminano però niente, che te devo dire, complimenti a loro, noi abbiamo andato in difficoltà subito, credo che all'inizio della partita, non abbiamo entrato in partita di testa. Niente, che te devo dire, continuare a lavorare partita a partita e niente, vediamo l'allenamento che si lavora, si guarderà la partita e continuare a lavorare, l'hockey è così. Sì, sicuramente comunque dopo il primo tempo hai decisamente mantenuto il centro in partita perché l'1-0 naturalmente nell'hockey è niente. E poi forse metà secondo tempo effettivamente il ritmo, la velocità ha avuto un po' ragione. Che te devo dire, piano piano anche di testa, vai fuori di testa, però che te devo dire, veramente loro hanno stato benissimo, veloci, anche Giuliano per me è un fenomeno, sì che lo devo dire. Grazie Paolo, complimenti anche a te perché hai tenuto veramente botta fino alla fine. No, va bene, cioè, Grazie mille, complimenti per il tuo centro, ciao, ciao.